Buongiorno a tutti. Oggi è il 4 dicembre, Santa Barbara, patrona degli artificieri e dei vigili del fuoco. C'è la neve, è iniziato l'avvento, quindi facciamo insieme un piccolo lavoretto che vi terrà compagnia in tutto il periodo dell'avvento e soprattutto porterà tanta allegria e fortuna sulla vostra tavola natalizia. Cominciamo! Per questo lavoro ci occorrono dei vasetti, che possono essere in vetro avanzati da qualche alimento, ma anche quelli più semplici di plastica dello yogurt, e potete decorarli a vostro piacimento con adesivi o pennarelli. Poi ci servono dei chicchi di grano che si trovano facilmente dal Granatin, il venditore di granaglie. Se non li avete vanno bene anche delle lenticchie. Ci occorre poi del terriccio e delle paletine da giardinaggio, ma va benissimo anche un semplice cucchiaio da cucina. La prima operazione è riempire per almeno 2/3 il vasetto con la terra. A questo punto spargete abbondanti chicchi di grano e ricoprite con la terra, poi pigiate leggermente con le mani in modo da compattare il tutto. E se per caso non avete terra, potete ricorrere al semplice cotone idrofilo. Mettete anche questo, poi se non avete un granatin vicino a casa usate le lenticchie da cucina secche. Anche in questo caso riempite per bene di chicchi dopo aver riempito di cotone per i 2/3 e ricoprite con il cotone rimanente. E questo è un esempio del risultato finale. Se non potete fare questo lavoretto proprio nel giorno di Santa Barbara, non preoccupatevi. Per esperienza ho già piantato l'8 dicembre, il 10 e persino il 15. C'è tutto il tempo per avere un bellissimo centrotavola che vi accompagnerà non solo il giorno di Natale, ma fino all'Epifania. Ora che i vostri vasetti sono pronti, metteteli vicino a una fonte di luce e ricordate di bagnarli poche gocce ogni giorno, soltanto quando vedete che la terra o il cotone sono asciutti, altrimenti si rischia di far ammuffire le radici. È tutto, buon avvento!